Del Carmine a Taglio di Po, inaugurazione con il sindaco Laila Marangoni, con il presidente della Proloco Prescendi e con l'assessore Marangoni. Allora sindaco, cosa ci dobbiamo aspettare da questa fiera? Beh, cose meravigliose sicuramente, perché ogni anno la Fiera di Taglio di Po è attesa e offre sempre un divertimento assicurato a tutti quanti, perciò aspettiamo a braccia aperte tutti. Assessore Marangoni, come andrà, come funzionerà, come risponderà il paese? Allora, come andrà? Se sarà come l'anno scorso, mi auguro che sia un grande evento come era da tanti anni che non lo vedevo. Ho fatto il primo giro ieri tra tutte le persone che sono qua con le giostre, ho visto molto entusiasmo, come ho visto molto entusiasmo nello stand della Proloco e ferventi preparativi per quanto riguarda gli spettacoli che attendono tutti quanti in via Dante. Mi auguro fortemente che anche quest'anno la Fiera del Carmine, come sempre, sia una delle più belle di tutto il delta del Po. Grande assessore, grande sindaco e naturalmente chiudiamo col presidente della Proloco. Ricordando che questo signor presidente è stato anche segretario nazionale delle Proloco, quindi conosce bene la materia. Quanto è difficile fare una fiera in questo momento, presidente? È sicuramente complesso fare una fiera perché le normative sono articolate, ci sono tante regole da rispettare, tante giustamente legate alla sicurezza che è prioritaria, ma tante sono burocrazia che potrebbe anche essere snellita. Io non so a che edizione è la fiera perché in effetti non abbiamo negli annali una data certa, però di sicuro la Proloco quest'anno compie 60 anni e in tutti questi anni ha organizzato sempre lei la fiera, quindi sono almeno 60 anni. Abbiamo recuperato una tradizione che si era un po' addormentata per una serie di situazioni, anche quelle legate al periodo pandemico. L'anno scorso siamo ripartiti alla grande e contiamo quest'anno di riconfermare i risultati e se possibile migliorarli. Grazie Presidente, ricordiamo che non solo fiera ma c'è anche tutto il reparto sportivo, che avete fatto un bel po' di tornei e soprattutto questo qua ne facciamo parlare dalla sindaca o dal sindaco, adesso non mi ricordo se lei preferisce sindaco o sindaca. No, io preferisco sindaco, grazie. Allora dai, quindi faccio un rewind dal sindaco, bisogna ricordarsi lo stand gastronomico. Guarda, abbiamo uno stand gastronomico che veramente fa invidia ai migliori ristoranti, perciò approfittatene. Io per questi 10 giorni non farò più cena e sicuramente usufruirò di questa parte gastronomica eccezionale, veramente gustosa. Io scusa Leandro, volevo ringraziare tutti i volontari della Proloco perché veramente si sono molto ma molto adoperati, sono tanti e sono in un clima sereno, lavorano con il sorriso, perciò a loro va il nostro grazie come amministrazione perché veramente fare squadra lavorando non è facile, loro lo stanno facendo molto bene. Grazie. Grazie a voi, comunque vada, come dico sempre, sarà un successo. Grazie a Marangoni, l'assessore, grazie al super sindaco Laila Marangoni e a Roberto Prescendi per la Proloco. Ciao e complimenti. Ciao. Ricordiamo che è fino a domenica 16. Ciao a tutti. Ciao.